Paolo Cilona oggi in convegno per presentare il libro Il parco Valle dei Templi non è nato per caso. È un libro che racconta la vicenda della Valle dei Templi. Quando il turista entrava non pagava alcun biglietto perché non esistevano biglietterie. Qualcuno di questi era anche audace, che si portava qualche pezzo di reperto archeologico, e poi c'era un problema di pulizia della valle sporca e quindi bisognava intervenire. C'era il silenzio da parte delle istituzioni e allora bisognava scuotere l'albero, e finalmente, dopo aver scosso l'albero, sono venuti i frutti. I frutti sono oggi rappresentati dall'ente parco, che porta avanti una politica di promozione e di valorizzazione dell'intera area archeologica. Quindi la mia battaglia per il parco è rappresentata oggi attraverso un libro molto documentato, per dire che ad Agrigento si possono fare tante cose nell'interesse della comunità. Ricordiamo anche che allora ci fu una marcia per istituire il parco, oggi abbiamo anche delle testimonianze di quel periodo. Sicuramente abbiamo fatto la marcia per l'aeroporto, abbiamo fatto anche la battaglia per l'acqua. La realtà è che, come si vede dalla foto, noi facevamo la battaglia per acqua, parco e aeroporto. Del parco si è realizzato, nelle altre due tematiche così importanti e di grande attualità come l'aeroporto, per un sito che offre a 1 milione di visitatori le bellezze della Valle dei Templi, e poi soprattutto per quello che è il problema dell'acqua, che è un problema secolare che non viene mai né affrontato né risolto né discusso. Salvatore Fucà, quale sarà il senso della sua testimonianza a questo dibattito sul parco? È più che una testimonianza, è un ricordo di quei tempi, dell'azione, diciamo, delle iniziative intraprese da Paolo Cilona per venire alla istituzione di un ente parco. La Valle dei Templi all'epoca era sotto gestione, soprintendenza alle antichità, poi divenuta ai beni culturali, la quale svolgeva sicuramente un'azione di tutela, ma esclusivamente un'azione di tutela, mentre non c'era un ente che si occupasse della valorizzazione della zona archeologica. Ecco, la istituzione di un ente parco venne sollecitata da più parti, ma soprattutto dalle iniziative di Paolo Cilona. Ricordo per tutte lo sciopero della fame che portò avanti per diversi giorni, per sensibilizzare l'opinione pubblica e la classe politica, e per venire quindi alla istituzione del parco, cosa che poi avvenne regolarmente. Gerlando Cilona, quale sarà il suo contributo a questa presentazione del libro? Ripercorrerò la vita e le vicende di mio fratello Paolo, che può essere ritenuto uno dei più attenti cultori della città di Agrigento, che ha fatto 1000 battaglie per far progredire questa città in tutti i suoi aspetti. Si parte dal 1983 con il famoso digiuno della Valle dei Templi, per finire all'ultima sua opera, che riguarda la battaglia per l'aeroporto e anche per la strada Agrigento-Palermo. Dottoressa Palermo, anche lei a questa presentazione del libro sull'ente parco? Sì, sono stata coinvolta dal dottore Cilona, devo dire con piacere, a raccontare il parco di oggi e soprattutto a quelle che sono le pratiche relative all'archeologia pubblica messe in campo dal parco negli ultimi anni. Con un piccolo contributo ho arricchito anch'io questa interessantissima pubblicazione, appunto raccontando le nostre esperienze di ricerca condivisa, di educazione al patrimonio e di relazione con la comunità locale, che sono, devo dire, il punto forte della vita del parco in questo momento. Il parco si è evoluto negli anni, dal momento della sua istituzione. Sì, sicuramente, e quello che sottolineiamo in questo libro è anche appunto il rapporto che adesso il parco ha con la comunità che adesso si sente parte del parco e che vive il parco come una cosa che appartiene appunto alla comunità stessa.